Continua a piovere nel veneziano dopo un weekend con il fiato sospeso per il livello di guardia sfiorato da molti fiumi e canali e i cieli continuano a rimanere grigi, riversando senza sosta acqua che oramai non pare trovare più vie di fuga, finendo con l'invadere le strade e le città. A Reghena Lemene, Loncone, Livenza, a Portogruaro, San Stino e Concordia oramai si stanno già posizionando i sacchi di sabbia, visto che le previsioni non paiono affatto migliorare. San Stino di Livenza in particolare si trova a dover fare i conti con un'alluvione che ha ricoperto il 10% del territorio, con il Livenza sempre altissimo e circa 10.000 ettari di terreno sotto acqua. Non va bene neppure a Portogruaro, dove il Lemene ha inondato Borgo Sant'Agnese, Pradipozzo, Summaga, Lugugnana fino ad arrivare al centro storico. Al momento si è ritirato, ma resta ovviamente monitorato. Disagi anche lungo il tagliamento, dove fra San Michele e Caorle i canali secondari sono quelli a dare maggior preoccupazione. In funzione dunque le pompe idrovore che continuano a pieno regime, mentre anche nel Miranese si cerca di correre ai ripari. L'incessante maltempo già nella mattinata di oggi ha portato al limite il livello di tutti i fiumi che attraversano Mirano e si attende per il pomeriggio un possibile incremento dei flussi provenienti dai bacini a monte. Insomma, il Veneto orientale è ancora una volta sul livello di guardia dei fiumi, mentre la situazione meteo, almeno nei prossimi giorni, non accenna a migliorare.